Carlo Goldoni racconta di aver preso il Burchiello, il barcone che collegava Venezia a Padova, risalendo il Brenta, la riviera del Brenta, e poi da Padova, in 3 ore di Calesse, arrivava a Bagnoli di Sopra. Arrivando qui a Bagnoli di Sopra si ha l'impressione che tutto sia rimasto come nel Settecento. La piazza è quasi la stessa di allora. E anche la villa è rimasta pressoché intatta, con la sua chiesa accanto. E là, in quell'ala del palazzo, 2 secoli e mezzo fa, vi era un teatro perfettamente attrezzato, dove Goldoni, a metà del Settecento, sperimentava i suoi testi, i suoi canovacci, le sue commedie, ospite qui in villeggiatura del suo amico Ludovico Widman, un patrizio veneziano, anch'egli appassionato di teatro e attore dilettante. Dentro al teatro, nell'atrio, vi è una riproduzione di un quadro di Andrea Pastò, un pittore veneziano contemporaneo di Goldoni. Il quadro raffigura la Bagnoli del Settecento. Il dipinto originale è conservato all'Accademia Carrara di Bergamo. Innanzitutto dobbiamo dire subito che questa immagine raffigura sicuramente Bagnoli di Sopra, la Bagnoli del Settecento, perché, come si vede, la chiesa è quella di oggi. Ma questo quadro è importante perché è una testimonianza straordinaria, quasi fotografica, del raffinato stile di vita della nobiltà che soggiornava a Bagnoli allora. Nobili, dame, cavalieri e servitori sono qui rappresentati con sorprendente realismo. Ma questa istantanea potrebbe essere stata eseguita proprio poche ore prima dell'inizio di uno spettacolo in villa. Tutti i personaggi fanno corona a questa coppia di patrizi veneziani, che potrebbero essere gli stessi padroni della villa. Ludovico Widman con la moglie Quintilia Rezzonico. Alcuni pensano addirittura che l'autore del quadro si sia autoritratto e che sia presente in questo gruppo. E alcuni dicono che sia questo. Ma che si tratti di un'istantanea, di una sorta di fotografia scattata poche ore prima di uno spettacolo, questo fatto sarebbe confermato dalla presenza di questi dettagli, che potrebbero essere dei biglietti di invito di cui parla lo stesso Goldoni, che la nobiltà era solita distribuire alla comunità prima dello spettacolo. Ma la cosa sorprendente è
che tra i personaggi di questo gruppo ci potrebbe essere lo stesso Goldoni. E alcuni storici dicono sia questo. Comparando questo volto con un ritratto certo del Goldoni, quello del Piazzetta, del pittore veneziano Piazzetta del Settecento, si colgono indubbie rassomiglianze. Qui a Bagnoli, 2 secoli e mezzo fa, Carlo Goldoni era sovente ospite di Ludovico Widman e aveva il piacere di sperimentare le sue commedie, i suoi Canavacci, le sue opere con dei nobili dilettanti che in effetti frequentemente mettevano in scena i suoi lavori. Tu adesso confrontalo con l'incisione del Piazzetta e vedrai che è la stessa persona. Ma è stata una congettura vostra questa o c'è stato uno storico che... No, non è stata. Ci siamo arrivati con studi che hanno fatto altri prima di noi. Questo germoglio per il teatro che Carlo Goldoni ha coltivato 2 secoli e mezzo fa a Bagnoli trova comunque oggi una feconda tradizione, perché in epoche molto recenti abbiamo restaurato il teatro che naturalmente porta il nome di Carlo Goldoni e che vede da qualche anno recitare con grandi risultati e soddisfazioni una compagnia teatrale amatoriale composta per la quasi totalità di artisti locali bagnolesi di cui andiamo molto fieri e siamo molto orgogliosi. Contento sì, per farmi firmare quel che voglio, ma domani sarà quello che firmare quando che torna caro collega, col tornata a Roma. Vabbè, ma bisogna punta parta, Che è tempo? neanche tanto. Adesso sì. Sì, questo va bene. È vero. Avevi ragione. Stiamo cercando qualche estrapolazione appunto dalle commedie di Carlo Goldoni, qualche pezzo, e stiamo cercando, valutando. E Carlo Goldoni veniva invitato nella villeggiatura estiva a trascorrere qui alcuni giorni e a scrivere alcuni testi, si dilettava, alcuni testi delle commedie. Infatti sulla bottega del caffè, la commedia della bottega del caffè, sul frontespizio c'è proprio una dedica che Carlo Goldoni fa ai nobili Widman. Sì, però, io volevo dire, però è sicuramente provata la presenza di Goldoni qui. Sì, è provata. Ma provata con documenti veri? Sì, ci sono dei documenti, cioè più che un documento, c'è una lettera che lui ha scritto in cui parla del viaggio che lui fa per venire qui a Bagnoli, descrive una parte del tragitto mi pare, dice che prendeva la carrozza, insomma, e poi però dice anche come trascorreva le giornate qui, che si facevano delle commedie, ed è una lettera appunto di resoconto di questi suoi soggiorni. Mi pare che sì, c'è la lettera anche lì là sotto, ma Eccola qua. dove a leggere tutto proprio. È una lettera in versi a un amico. Saliscono il Calesse verso le 13 e trovami a Bagnoli verso le 16. Non posso dir come fui ricevuto, tutti benignamente mi diedero il benvenuto. Fatto il mio rispettoso umile complimento, andai nel preparato solito appartamento.
l'appartamento di Carlo Goldoni era qui allora? No, non in quella zona, perché la parte padronale della villa era quella centrale. quella di centrale. Le stanze di Goldoni presumibilmente erano queste qua, vicino al teatro. Vicino al teatro. Questo dovrebbe essere stato il suo appartamento che guardava la piazza. Bene, qua siamo nella sala principale della villa. Qui Goldoni ricorda i vai che la vaga a Bagnoli se gode e non se paga. Faceva notare che erano tutti invitati e si divertivano facendo teatro. Teatro fatto sia in casa, dove c'era un teatro appositamente fatto, o nel giardino, nel teatro verde che aveva delle statue parlanti che servivano a interloquire in scene teatrali studiate apposta per questo. Il giardino ha mantenuto in molti tratti l'impronta barocca. Le statue di Andrea Bonazza richiamano la passione per il teatro del proprietario, Ludovico Widman, che spesso si divertiva a recitare nei panni di Arlecchino, mettendo in scena commedie nel teatro della sua villa, in compagnia di amici dell'aristocrazia veneziana. Ed era Goldoni, quando era presente, a fornire il canovaccio delle recite a soggetto. Ludovico Widman fa produrre a Bonazza statue di grande qualità e senza precedenti nella tradizione del giardino veneto, per l'impronta realistica che richiama la pittura del Longhi, del Piazzetta, del Tiepolo. La vitalità di Bagnoli è raccolta tutta in questa grande piazza rettangolare, uno spazio nel quale si affacciano, rispettando l'antica impronta, case, palazzi, porticati. Una sorta di scenografia teatrale con punti di fuga diversi, quasi a ricordare l'amore per lo spettacolo di una aristocrazia, quella veneziana del Settecento, ormai prossima al declino, quando alternava all'ozio e alla passione per il teatro e per il gioco la gestione del grande latifondo che circondava la villa. Di fronte a Villa Widman abbiamo Palazzetto Widman, fatto costruire naturalmente dalla stessa famiglia, specificatamente dall'abate Antonio Widman, personaggio piuttosto importante all'epoca, ricoprì numerose cariche nello Stato Pontificio. Palazzetto che vediamo in splendida forma perché soltanto pochi anni fa, nel 2004, è stato restaurato sia nella parte esterna come la vediamo oggi, sia soprattutto per gli affreschi che possiamo ammirare all'interno. Questo è il famoso affresco del Dorigny. Dorigny era un pittore di origine francese. Questo simboleggia le ore che trainano il carro dell'Aurora. Si dice che ogni cavallo, vedete che ogni cavallo ha un colore diverso, sia suddivisa la giornata, praticamente, le ore e l'Aurora che traina il carro. È singolare osservare come venne costruito all'incirca attorno al 1707, cioè proprio l'anno in cui nasce Carlo Goldoni. Gli affreschi e le opere d'arte di questo palazzo rappresentano un racconto quasi completo della pittura del Settecento veneto,
dove il piacere, la bellezza del corpo, la forza della natura dialogano con i miti della nostra civiltà occidentale. Tutti segni dello spirito che legava la società patrizia veneziana all'economia agricola e all'ossequio degli ozi che caratterizzavano il costume della villeggiatura. Costume fiorito come fenomeno mondano proprio nel Settecento. Sull'onda dei ricordi possiamo immaginare per le vie di Bagnoli un via vai di carrozze dei nobili veneziani che venivano a villeggiare durante l'estate in Villa Widman, ospiti appunto dei signori Widman, tra i quali Carlo Goldoni che pare si sia ispirato ai suoi soggiorni a Bagnoli nello scrivere la trilogia della villeggiatura, testo celeberrimo in tutto il mondo. Il vino friularo di Bagnoli di Sopra ha una struttura singolare e una strana corposità. Ha un profumo particolare che lo distingue da tutti gli altri vini locali. Plinio, 2 millenni fa, lo descrive come qualcosa di magico, che richiama il profumo dei salici e degli dei. E Ludovico Pastò, figlio di quell'Andrea Pastò, autore di quel dipinto che raffigura la Bagnoli del Settecento, dice che il vin friularo è il re di tutti i vini, un balsamo che rafforza ogni stomaco. Ma fra i vini è il più stimabile, è il più buon, è il più perfetto, se sto caro vin amabile, sto friularo benedetto, luga i gusti più stupendi, tutti odori più sontuosi, noga vini e il ben intendi del friularo più preziosi. Viva sempre a memoria del famoso Giulio Cesare, che ha portato vin in Udine da paesi lontanissimi, vin che dopo molti secoli, trasportata man benefica, in sto nostro clima d'oggi e in sta terra così fertile, se riuscì, secondo me, è il più buon dei nostri dì. Allora, le case ovviamente sono state costruite vicino alla chiesa, ma ci sono ancora molti casolari sparsi nella nostra campagna che testimoniano il fascino di Bagnoli. Se la villa rappresenta il cuore di Bagnoli, i casolari isolati e i rumori della pianura circostante creano un paesaggio unico nel suo genere, che avvolge e sembra proteggere la bellezza, le tradizioni e la storia di questo paese.
Questo è forse uno degli edifici più antichi della campagna che circonda il paese, l'oratorio di San Daniele. Secondo questa iscrizione, risalirebbe al 1474. All'interno sono rimaste alcune figure di santo in gesso. Davanti all'altare i segni di una tomba. Qui, fino a poco tempo fa, era sepolto uno degli ultimi discendenti della famiglia Widmann. La precarietà delle forme e la luce che penetra all'interno richiamano il fascino misterioso e la profonda religiosità che doveva caratterizzare lo stile di vita di questa comunità. Un paese senza teatro, si diceva una volta, è come un giardino senza fiori. Oggi qualcuno dice: quando si chiude un teatro resta un buco nero. Qui il valore del dibattito civile, della socialità e dell'aggregazione resta ancora vivo e vitale. La magia del teatro all'imbrunire comincia e coinvolge molta gente a Bagnoli. Attori e pubblico appartengono alla stessa comunità. Si raccontano storie, si comunicano emozioni, continuando la straordinaria esperienza iniziata 2 secoli e mezzo fa da Carlo Goldoni.